È il sorriso di Michael Boschetto, il cappello di paglia calzato in testa, la felicità dipinta sul volto baciato dal sole e la scritta Piccolo Bosche, cappello di paglia, viaggia verso il grande blu ad accogliere la famiglia e gli amici nel lungo giorno dell'ultimo saluto. L'affetto verso il 31enne ucciso da Giacomo Friso 2 sabati fa all'alba, con una coltellata al fianco al termine di una violenta lite scoppiata tra i due, traspare tutto dai 2 cartelloni che vegliano tutta la celebrazione funebre. In quello rosso le foto di Michael si susseguono, nella scritta starai giocando a briscola con i tuoi cari, una delle passioni del giovane. È troppo piccola la chiesa parrocchiale di Taggi di Sopra per contenere la famiglia e gli amici del 31enne. Tanti aspettano l'uscita del feretro sul sagrato. La bara coperta di rose blu e gialle, di margherite bianche, a Michael, ai suoi genitori, alla fidanzata Blenn, le parole di conforto di Don Francesco Frigo, parroco dell'unità pastorale di Villafranca Padovana. Nessuno è sbagliato, ricorda il sacerdote nell'omelia. L'ultima parola per Michael sia resurrezione. Gli amici conserveranno il tuo sorriso. Vai in pace. Il silenzio e le lacrime accolgono l'uscita del feretro di Michael Boschetto dalla chiesa consacrata ai santi Cosma e Damiano. In tanti fanno una carezza sulla sua bara, in tanti si stringono alla sua famiglia. L'indagine sulla tragica morte che ha spezzato la sua giovane vita va avanti. In carcere dovrà risponderne Giacomo Friso. Dopo la cremazione, Michael Boschetto riposerà nel cimitero di Villafranca Padovana.